Ciao ragazzi, insomma, uno viene a Peschiera del Garda e si trova subito di fronte a un dilemma. Gamberetti, tonno, carciofini, olive o la classica, col pomodoro, il basilico? Insomma, quale bruschetta si sceglie? Ma questo è soltanto un espediente per dire che la bruschetta, anche se pochi lo ricordano, è un altro vanto del Made in Italy, della tipicità italiana. Pane e poco altro sopra. Basta un po' di creatività, di fantasia. Ma partiamo dall'origine, partiamo dal pane, perché quello è uno degli elementi che davvero fa la differenza. Almeno qui dove mi trovo io. Se c'è una cosa difficile è proprio far da mangiare e creare il cibo perfetto. Quindi ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole la giusta lievitazione. Le materie prime sono fondamentali e devono essere italiane al 100%. Ma poi ci deve essere la maestria dell'uomo, di Piero, degli chef, di noi stessi, che ci mettono arte, passione e quella laboriosità che serve per trasformare un prodotto sano e genuino che ci viene dalla terra, trasformato in un pane perfetto per una sana bruschetta. La bruschetta è l'apoteosi della cultura del piacere, è assaporare i profumi, gli aromi e il gusto degli ingredienti della nostra terra, dal pomodoro all'olio ai profumi dei cereali. Questa è l'essenza di madre natura e io vi invito calorosamente ad assaporarla, perché sono dei ricordi che per noi che siamo fortunati, che siamo vissuti in Italia, lo viviamo quotidianamente, ma molti altri amici che vengono anche da turisti nel nostro territorio vogliamo che si rendano partecipi di questa bellezza naturale che solo Dio ci ha dato. Eh sì, dovevamo parlare della bruschetta, questa cosa di gamberi era eccezionale. Ma uno dei vanti, l'altro vanto della cucina tipica italiana è sicuramente la pizza. E anche qui il buon Daniele ha pensato a qualcosa di particolare, un qualcosa che non sia la solita pizza, partendo quindi da una base che prende spunto dalle origini dei grani, quindi delle farine, le farine fatte con grani antichi. E questo per dei motivi ben precisi. È un po' più impegnativa la cosa, però la pensata secondo me è giusta. La pizza deve essere innanzitutto fatta con dei grani antichi. Il grano antico ci permette una lunga lievitazione, la lenta lievitazione ci permette anche un'alta digeribilità. L'alta digeribilità ci permette di mangiare una pizza fragrante, sempre pronta e non solo, ma poco pesante. Questa è la funzionalità della pizza perfetta. È una scelta anche questa, impegnativa però, Per noi che produciamo olio, e quindi qualcuno potrebbe pensare che è un grasso pesante, noi produciamo olio extravergine di altissima qualità e quindi il più leggero nella classe degli oli alimentari. È facile reperire queste farine. Ma state scherzando? È una ricerca minuziosa, bisogna andare azienda agricola per azienda agricola, dobbiamo andare nei vari mugnai, dobbiamo andare in cerca in ogni singolo territorio dei grani antichi e sapientemente vanno miscelati per creare l'impasto perfetto. È veramente una grande tradizione che si tramanda di padre in figlio e che noi abbiamo assorbito, perché il pane, la pizza è la parte del lievito madre, è la parte fondamentale che si abbina col nostro olio e non potevamo toglierci da questo impegno e quindi ci siamo impegnati a fondo, siamo andati alla ricerca sul nostro territorio e il nostro territorio veramente è ricco di tante piccole cose così. Quando Daniele rilevò il piccolo mondo, uno dei suoi obiettivi dichiarati era quello di prendere l'antica cooperativa tra pescatori, rivalorizzarla e rivalorizzare soprattutto il prodotto tipico, ovvero il pesce del Garda, facendo diventare questo ristorante, o cercando di farlo diventare, il primo punto di riferimento per la pesca sul lago di Garda, soprattutto sulla parte veronese. Una sfida sicuramente non facile, che comunque sta costantemente e tenacemente portando avanti. E il pesce
Il pesce, anche in questo caso, rispecchia una logica e una filosofia soprattutto di ristorazione ben precisa. Andiamo a sentire anche qui. Ah, manca ancora questo. Il lago di Garda è un bacino che per qualcuno è un semplice tuffo nell'acqua e per noi invece è una salvaguardia di un territorio. Dall'alta montagna, dalle nevi ghiacciate che si sciolgono a riva del Garda, si trasforma in un'acqua pura che alimenta un pesce che si chiama lavarello. Il lavarello per noi è l'emblema, la sarda, la ioletta, sono l'emblema di un territorio che ci arriva fino alla pescheria, che si chiama Peschiera, e di cui abbiamo creato questo ristorante che si chiama Piccolo Mondo Redoro a Peschiera del Garda. È la rete che racchiude tutti questi frutti che Madre Natura ci ha dato. Ecco, Peschiera del Garda possiamo dire che sono le reti dei pescatori dove si può assaporare il vero pesce antico e tradizionale del nostro territorio. Beppe, Dimmi Stefano, le ho finite. tutte e tre le mangiate? Eh, Hai ancora fame? eh, Ti metto un coregone, due sarde di lago Eh. vicino? io ti voglio molto bene. Finiamo così? Finiamo così, Ok, dai. dai, te le preparo subito. Ragazzi, bruschette, pizza e finale con pesce. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo presto qui. Ciao, Ma cosa sono queste, scusa? queste sono le cipolle di mare, fritte. Ah, però cose cambiano. Vuoi assaggi Non le ho mai queste? assaggiate. Boh, ti faccio Andiamo, dai. queste qua allora. Dai.